Allora, stiamo andando, eh. Come ti chiami? Scusa, Mi chiamo Sardu Renato, e tu sei agricoltore? diciamo sono il compagno della titolare dell'azienda Ah, parliamo della tua azienda allora. Di che cosa si occupa la tua azienda? di Zafferano. Eh, sei uno dei pochi Nel coltivatori nord Italia sì. del nord Italia? Nel nord Del Sardegna, nord scusate. Sardegna? Sì, Quanti siete? riprendi da capo. No, no, andiamo avanti, non ti preoccupare, è più naturale. Beh, qua diciamo che siamo pochi. Come azienda, diciamo, registrata e tutto quanto, forse siamo gli unici. Tu ti stai occupando di zafferano da che anno? Noi abbiamo iniziato a piantarlo nel 2007, abbiamo fatto una prova e poi nel 2010 è passata azienda ufficiale. Ci vuole un'esperienza specifica, l'hai fatto prima, da chi hai imparato? Allora, noi abbiamo preso il disciplinare da San Gavino, Ah, ecco. prendendo informazioni come si faceva. La mia compagna lavorava saltuariamente, io ho fatto il poliziotto penitenziario, ho Ah, lavorato prima di arruolarmi in un'azienda agricola e poi mi sono congedato e abbiamo ridato le braccia alla campagna che bello. e ci occupiamo di questo. Ecco, ricordiamo dove siamo, così se qualcuno è interessato Qua può venire a siamo visitarvi. nell'azienda agricola Companzoso ad Olmedo. E quanto zafferano producete? Dipende, la campagna a volte te ne può dare 1 chilo, 2 chili, a volte 800 grammi, dipende dall'annata. È una coltivazione facile o difficile da farsi? È laboriosa, molto Labo- laboriosa, perché non è soltanto piantare e poi raccogliere, ma c'è tutto il lavoro in seguito per quanto riguarda il diserbo, perché questa è un'azienda, diciamo, noi siamo in biologico e quindi non usiamo nessun tipo di trattamento, facciamo tutto a mano. Tutto, cioè senza pesticidi, senza... Nulla, nulla, nulla. Qua non c'è nessun tipo di trattamento, né concimi, né trattamenti, né niente. Renato, no? Sì, Per chi non lo sa, quanto costa il chilo lo zafferano? al chilo costa 15.000 euro per quello che vendiamo noi. Ehi, 15 euro al grammo, 15 euro al grammo. quindi 1 chilo sono 15.000 euro, quello che vendiamo noi. Allora, Ci sono posti dove lo vendono anche di più. praticamente è una sorta di oro in campo agricolo, no? Lo chiamano l'oro rosso, L'oro rosso, eh. però alla fine purtroppo lo devo dire perché non voglio parlare male di nessuno e non è il mio carattere di parlare male di nessuno, però lo Stato, quello che tu guadagni, te ne leva sempre le tasse e quant'altro. Ascolta, tu sei appassionato facendo questo lavoro? Sì, io della campagna, io da piccolino ho sempre lavorato in campagna. Cosa facevi Ho prima? lavorato a 14 anni, ho iniziato a lavorare in un'azienda agricola di Mamontana del Sorigheddu, che si trova qui a pochi Sì, chilometri. vicino a Olmedo. Sì. E da lì ho iniziato a lavorare. Poi nell'81 mi sono arruolato e poi nel 2001 sono andato in pensione e poi abbiamo deciso con la mia compagna di fare questo lavoro qua. Abbiamo fatto un giardino mediterraneo, abbiamo fatto tutto quanto quello che c'è. In più tu hai fatto questa capanna Sì, che è un Suvinnetto. su Vennetto, che è un capolavoro. Suvinnetto, si chiama Suvinnetto, non la pinnetta, Eh, perché Suvinnetto c'è una differenza tra Savinnetta e Suvinnetto. dicelo allora. Allora, Suvinnetto è conico come questo, invece Savinnetta è fatta a 2 acque, Ho capito. così. E tu questa l'hai fatta con tutti i materiali del posto. Cioè, qua ricordami per esempio le canne come si chiamano, ho detto? Questa fuori all'esterno si chiama in italiano la tiffa, Eh, in sardo sauda, che tu hai raccolto qua vicino, in un qua fiume. in questo fiumiciattolo.
E poi anche le pietre sono del posto, Le pietre sono di qua, di questa le travi campagna. interne sono di eucalipto, hai detto? Sì, di eucalipto qua, sempre nello E stesso tu posto. per fare questo hai impiegato la bellezza di un anno. 1 anno e 4 mesi, perché le canne le abbiamo tagliate nel mese di febbraio, a luna calante, la tiffa a luglio e agosto e gli eucalipto a novembre. Quindi gli eucalipti una volta tagliati vengono sbucciati e poi piazzati. E poi ho piazzato i 3 pali portanti che sarebbero Libeccio, Maestrale e Tramontana. Ah, quindi quasi tutti vinti. Ne manca uno. I più grossi, i tre grossi e tutti gli altri a seguire. Tu su Pinnetto ne avevi fatte degli altri oppure chi ti ha insegnato a farli? Me l'ha insegnato mio zio, il primo che abbiamo fatto. Purtroppo il giorno dell'8 marzo, la festa della donna, nel 2016 ce l'hanno incendiato. Renà, allora chiudiamo facendo un po' di pubblicità alla tua azienda. Perché si chiama Cumpanzos? Perché noi siamo compagni nella vita e nel lavoro. Bello.